Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova Highway Italia. Oggi appuntamento in un orario un po' particolare, presto la mattina, in questo giovedì 2 dicembre 2021, sono le ore 8:31, temperatura esterna 15 gradi, siamo sull'autostrada A12 in direzione Roma, al chilometro 5. Abbiamo sulla destra ormai l'aeroporto di Fiumicino, stiamo per arrivare sulla A91 Fiumicino-Roma, prenderemo la A91 in direzione Roma per prendere poi grande raccordo anulare, A1 diramazione Roma Sud, A1 autostrada del Sole direzione Napoli, destinazione finale area di servizio San Nicola Ovest, prima del bivio con la A30 Caserta Salerno. La maggior parte degli spettatori abituali, dato l'orario, sarà o a scuola o al lavoro, ma spero che abbiate comunque modo di poter seguire questa live anche in differita, magari tra qualche ora. Chilometro 3, siamo quasi all'allacciamento con la A91 autostrada Roma-Fiumicino. Allargamento a 3 corsie per gli ultimi 2 chilometri. Notate la segnaletica verticale in corrispondenza dell'allacciamento. L'autostrada Roma-Fiumicino risulta non numerata, anche se è classificata come A91. Quindi siamo all'allacciamento e proseguiamo in direzione Roma. Previsioni del tempo per oggi, insomma, non sono promettenti, sono previste piogge su tutto il versante tirrenico meridionale, dall'altezza diciamo di Civitavecchia, Roma Civitavecchia, sino al Cilento compreso. Però per il momento sembra andare bene, sicuramente troveremo pioggia sulla A1 tra Roma e Caserta. Ok, siamo in questo momento sull'autostrada Roma-Fiumicino, chilometro 13. Proseguiremo per circa 4 km e mezzo prima di allacciarci al grande raccordo anulare. Fiera di Roma sulla destra.
questo è il flusso di traffico in entrata a Roma nella mattina. Per una vita mi sono fatto il traffico dell'ora di punta della mattina a Milano, per una volta ho occasione di vedere quello di Roma. Sicuramente troveremo un po' di rallentamenti sul raccordo. Rimaniamo sulla destra, mancano ormai poco più di 2 chilometri. Chilometro 10. Avvicinamento, svincolo per l'allacciamento al grande raccordo anulare, direzione sud. Siamo adesso nella carreggiata complanare. Ecco il primo rallentamento in entrata sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare. Quindi abbiamo appena lasciato l'autostrada a Roma-Fiumicino e stiamo adesso entrando nel grande raccordo anulare, carreggiata esterna. Dobbiamo arrivare fino all'allacciamento con la A1 diramazione Roma Sud. Allora, tra l'altro questa è anche una carreggiata complanare del raccordo.
Qui abbiamo l'uscita Parco dei Medici sulla destra, siamo sempre nella carreggiata complanare rispetto alla carreggiata esterna del raccordo. Qua c'è un modo di immettersi tutto particolare, infatti quell'autocisterna che trasporta anche liquidi infiammabili ha pensato bene di tagliare completamente. Ad ogni modo ci stiamo immettendo nella carreggiata principale esterna del grande raccordo anulare di Roma. Pare che ce l'abbiamo fatta. Bene, questo è il chilometro 59 del grande raccordo anulare. Avvicinamento uscita 28 per Ostia Antica e Ostia, quindi sostanzialmente siamo nella parte occidentale, sud-occidentale rispetto al centro della città di Roma. Come spesso accade anche sulle tangenziali di Milano, durante il traffico intenso e i numerosi rallentamenti conviene quasi sempre rimanere sulla corsia più di destra, perché è quella che, avendo un po' l'inerzia più elevata, assorbe
molto più facilmente tutte le fluttuazioni dei rallentamenti, e infatti si riesce, diciamo, a fermarsi molto meno, anche se comunque in condizioni di traffico intenso ci si ferma a un certo punto. Sotto di noi la strada provinciale 8 per Ostia, abbastanza congestionata per quanto riguarda la carreggiata del traffico in entrata a Roma. Ok, abbiamo superato questo svincolo e la corsia di immissione, quindi ora diciamo che il flusso riprende un attimo in maniera più regolare. Tanto mancano ancora 17 km di raccordo per arrivare alla diramazione Roma Sud. Insomma, speriamo che la velocità media di percorrenza aumenti un pochino. Noto che anche qui, come sulle tangenziali di Milano, forse ancora di più, l'utilizzo della corsia di emergenza è molto diffuso. Al di là della scusa che accampano tutti dei 500 metri prima dell'uscita, a parte che non siamo entro i 500 metri da nessuna uscita ancora. Mancherà
circa 1 chilometro. In avvicinamento, uscita 27, anche da questa è possibile raggiungere Ostia. Abbiamo un nuovo rallentamento davanti a noi. E questa volta è proprio la corsia di destra che si ferma per prima. Questa volta siamo stati un po' sfortunati. Purtroppo, non conoscendo bene le dinamiche del traffico sul grande raccordo anulare, è difficile anticipare le corsie opportune per evitare i rallentamenti. Uscita 26, strada provinciale 148 Pontina, per raggiungere Pomezia e Latina. Ok, c'è coda in uscita. Ok, questa è una direttrice abbastanza importante anche per il traffico in entrata a Roma, quindi confidiamo che da adesso in poi il flusso sia più scorrevole, visto che la carreggiata esterna in questo punto avvicinamento, uscita 25, strada provinciale 95B Laurentina.
vincolo sempre per uscita 25, però direzione centro città. Chilometro 51, mancano poco più di 10 km allo svincolo con la A1 diramazione Roma Sud. E qui abbiamo la possibilità di effettuare l'inversione di marcia su questa rampa dedicata. Chilometro 50, area di servizio Ardeatina sulla destra. Ricordo che il grande raccordo anulare di Roma, che senza soluzione di continuità circonda totalmente la zona urbana della città di Roma, è lungo 68 km. Una lunghezza abbastanza notevole se consideriamo che di fatto è la circonvallazione autostradale tangenziale della città. Se consideriamo l'insieme delle tangenziali milanesi, si supera addirittura questo valore se consideriamo la tangenziale nord ancora incompleta. Se invece andiamo a chiudere il cerchio considerando il tratto urbano della 4, siamo più o meno sulla stessa lunghezza. Uscita 24, strada provinciale Ardeatina, stiamo avvicinando all'aeroporto di Ciampino. Secondo la scarsa conoscenza della geografia romana che ho, dovremmo essere anche più o meno nella zona di Cinecittà. Ok, questo è stato un rallentamento favorevole per il momento alla corsia di destra, più avanti avremo l'immissione. Beh, direi, io mi aspettavo pioggia lungo tutta la tratta, per il momento siamo abbastanza fortunati, sicuramente però pioverà sull'autostrada del Sole, dato che il tracciato passa comunque abbastanza interno rispetto al litorale tirrenico, molto probabilmente ci saranno piogge. Nonostante la presenza dell'immissione da destra, la dinamica prevalente prevede che molti dalla corsia di destra si spostino nelle corsie di sinistra, compresi i veicoli anche che si mettono in carreggiata, che hanno subito molta fretta di spostarsi nelle corsie di sinistra. E questo permette sempre di avere una densità di veicoli sulla corsia di destra che tutto sommato non aumenta di molto.
facciamo inserire questo bomber col trasporto eccezionale. Vedo male la Chevrolet bianca lì davanti. Aia, 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 aia. Problema, non sa che fare. Diciamo che non ha agevolato molto l'immissione, però d'altronde il mezzo pesante non si è fatto troppi problemi a entrare. 9 km allo svincolo con la diramazione Roma Sud. Allora, effettuiamo un sorpasso del bomber eccezionale. Limite di velocità in questo tratto 110 km/h. In questo momento la nostra velocità è di 90 km/h. Nonostante la fitta presenza di svincoli lungo la maggior parte del percorso del raccordo, dicono i 130 km/h come sulle normali autostrade. Galleria Appia Antica, qua il limite di 90 km/h, 1150 metri di galleria. Chilometro 45 in avvicinamento, l'uscita per la Appia, uscita numero 23, uscita anche per Ciampino Aeroporto. Mancano meno di 5 km all'allacciamento con la diramazione Roma Sud, altro rallentamento davanti a noi. Con cautela, immissione sulla destra. Ok, conviene spostarsi nella corsia di centro per agevolare un po' il traffico. Abbiamo svincoli ravvicinati qua. Tanto c'è chi transita e supera tutti in corsia di emergenza. Per rientrare, tra l'altro, nemmeno per uscire, per rientrare in carreggiata. Superiamo tutti sulla destra, non so se siete riusciti a cogliere il manovrino del bomber. Comunque siamo quasi agli sgoccioli della nostra percorrenza sul raccordo, 3 km e svincoleremo sulla diramazione Roma Sud. Quanto ci siamo fatti? Circa 25 minuti, quasi mezz'ora di raccordo per una percorrenza di circa 20 km. Quindi
velocità media più o meno 40 km/h, non è nemmeno così malvagia, però probabilmente non è tra i punti più intasati dal traffico del grande raccordo anulare. Tanto ci avviciniamo, davanti a noi uscite 21 e 22, Anagnina e Tuscolana. Uscita 20 per la Romanina e subito dopo svincolo con allacciamento A1 diramazione Roma Sud. Veicoli fermi sulla corsia di emergenza, abbiamo una ruota sgonfia. Diciamo che bucare quando si è in un tratto autostradale non è sempre il massimo. Ok, uscite 19 e 20 con allacciamento alla A1 diramazione Roma Sud. 500 metri. Chilometro 40, grande raccordo anulare, carreggiata esterna. Svincoliamo. Rimaniamo sulla sinistra, o meglio al centro, e seguiamo per Napoli. Cambio di competenza, quindi lasciamo di fatto il grande raccordo anulare e entriamo nella diramazione Roma Sud. Una volta la diramazione, quando non esisteva di fatto ancora né il raccordo e né tantomeno il tratto di A1 Piano Romano San Cesareo, la diramazione Roma Sud era parte integrante dell'autostrada Roma-Napoli, al tempo denominata A2. Dopo il completamento del tratto di A1 Piano Romano San Cesareo, che ha permesso senza soluzione di continuità di unire i tronconi Milano-Roma e Roma-Napoli, il tratto Fiano Romano, grande raccordo anulare, e San Cesareo, grande raccordo anulare, hanno assunto le denominazioni di A1 diramazione Roma Nord e A1 diramazione Roma Sud. Ok, è quasi fuori dubbio che entreremo in una zona di pioggia che potrebbe essere anche piuttosto intensa, infatti lo si vede davanti a noi. Nonostante l'abbia vista numerose volte, quella struttura sulla sinistra non ricordo mai cos'è, qualcosa di sportivo, olimpico.
siamo al chilometro 17. Area di servizio Frascati Ovest. Ok, da questo momento in avanti vige il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti. Prime segnalazioni sui pannelli di passaggio variabili sulla possibilità di incontrare effettivamente piogge lungo la tratta. Il tempo è abbastanza instabile, che se vogliamo, per essere arrivati a dicembre, è anche un po' strano. Diciamo che è un tempo più caratteristico della stagione tardo estiva / autunnale. Probabilmente il vero inverno, per quanto riguarda almeno il centro-sud in Italia, di fatto non esiste più. È un autunno prolungato. Intanto uscita Monte Porzio Catone sulla destra, chilometro 10, 187 km al termine dell'autostrada del Sole A1, ovvero al raggiungimento della città di Napoli. Autostrada A1 che una volta giunta a Napoli, senza soluzione di continuità, si immette nell'autostrada A3 Napoli-Salerno.